non ho mai seguito ideologie, e anche quella ambientalista, che può diventare appunto un'ideologia magari un po' giacomina, magari un pochino intollerante. Cerco di coltivare soprattutto una virtù, che credo sia anche una profonda virtù cristiana, cioè la virtù del realismo, quella che i vecchi moralisti definivano la prudenzia, la virtù del realismo. Ho denunciato quelli che mi hanno più volte minacciato, magari anche di morte, telefonate notturne, cose di questo genere, lettere anonime e così via. Li ho denunciati soltanto perché il questore, lo stesso questore di Brescia, mi ha avvertito di non sottovalutare la cosa, perché effettivamente sul Garda sono presenti anche grandi mafie. E però, vedete, così come mi è successo a Bartolino, lasciate che soprattutto qui lanci una provocazione. A me il problema del Garda, più che un problema di criminalità, di corruzione, che pure esiste, è sembrato tante volte innanzitutto un problema di stupidità. Cioè io dico ai miei amici gardesani, e guardate che ormai dopo 19 anni di soggiorno mi considero dei vostri, e dico, e voi gardesani siete davvero, lasciatemi dire, non crocifigete, vi siete davvero un po' stupidi, come sono stupidi coloro i quali dilapidano inutilmente i loro capitali, come fosse qualcuno appunto che sbatte i soldi della finanza. Perché dico, guardate, se uno come me e tanti altri come me che mi hanno preceduto nei secoli addirittura decide di venire qui è perché trova qualche cosa di diverso dall'Inter al milanese, trova qualche cosa di più gradevole dalla Cinisello Balsamo. Se si continua così appunto qui come dire, la Cinisello balsamizzazione anche del Garda è definitiva, è assicurata. Cioè la mia valutazione è questa: stateci attenti, perché forse avete scambiato lo sviluppo, il progresso, il benessere economico con le seconde case, col turismo dei fagottari, col turismo dei mortifugi e così via. Il Garda sin dall'inizio è sempre stato una zona appetita. Non a caso i romani ci facevano acquisto loro grandi, come sapete. Però vedete, se c'è una cosa che ha caratterizzato il Garda, almeno fino agli anni 20 o 30 del secolo scorso, è il fatto che soggiornare qui è sempre stata una cosa in qualche modo elitaria. Prima di lapidarmi, cercate bene di capire. Ogni territorio ha una sua vocazione. Non dobbiamo fare i populisti, i demagoghi per i quali no, tutti devono andare dappertutto. Io per esempio, con il carattere che ho, un po' schivo, un po' riservato e così via, io non riuscirei a sopravvivere anche alcuni giorni sulla riviera romagnola o sulla costa spagnola o alle Baleari. Eppure per molta gente, beati loro, intendiamoci, grazie a Dio il Padre Eterno ci ha voluti tutti diversi. Molta gente invece se non va alle Baleari o se non va a Cesenati, a Cattolica e a Rimini si sente un po' sola, troppo silenzio, non c'è casino, non si sta bene, non si sta abbastanza discutendo l'altro. Il Garda è da sempre un territorio elitario. Il turismo moderno sul Garda nasce con i tedeschi della Germania del Kaiser, della Germania guglielmina, i quali appunto scoprono questo paradiso a pochi chilometri dal Brennero e cominciano appunto la colonizzazione turistica di alta classe e di alto livello, costruendo il Grande Hotel di Cadore. E tutto quanto poi seguirà. Voi distruggendo con cose come queste del PAN, che sono cose appunto che vanno bene per portare romane, sono cose che vanno bene per la zona come dire, angosciosa, attorno al Vesuvio, vanno bene appunto per il nord milanese, ma dico con programmi di questo genere, migliaia di stanze, decine di alberghi o così via. Guardate che questo vi serve uno sviluppo, ma non andate mica molto lontano. Guardate che molto presto, e parlo del giornalista, quindi da persona informata, guardate
non potranno vedere altro che una distesa appunto di cemento delle architetture più improbabili. Una delle zone più belle d'Europa e quindi del mondo, una delle strade, che fu una delle strade del grande turismo europeo, il Garda, non dimenticate, era del Grand Tour. Il Grand Tour, come sapete, era in giro i nobiluomini del Settecento, dell'Inghilterra o della Germania, facevano per imparare cose il mondo e soprattutto per conoscere la bellezza. Allora venivano qui da tutta Europa. Una delle strade, appunto, la Gardesana, io parlo di quello occidentale, so bene che quello orientale non ha fatto meglio, anzi, in alcune cose addirittura peggiore, perché qui ci sono i grandi parchi, appunto, di cui si dice. Una delle più belle strade d'Europa e quindi del mondo è dovuta appunto all'uomo per strade carrozze per capannoni industriali e emergenze commerciali o per cose di questo genere. Quello che dobbiamo scoprire è che il patrimonio, il tesoro di queste terre è il suo territorio, è la bellezza del territorio, è il lago azzurro. Avete dimenticato che questo è il solo lago azzurro come il mare di tutta l'Europa? Voi di queste coste, che cosa avete fatto? Avete fatto dei capannoni industriali e delle conigliere spacciate per seconde case, vissute per 10 giorni all'anno da gente che si porta dietro l'acqua minerale, non lascia niente qua. Avete distrutto gli uliveti più a nord del mondo. Ci sono dei primati gardesani che anche voi imparate. Lo sapete che questa è la zona al mondo più a nord dove si possono coltivare le grumi? Non lo sapevate. E voi questa meraviglia, che è frutto anche del lavoro dei vostri antenati, di quelli che vi hanno preceduti, con quelle limonaie di cui sono rimasti soltanto i resti, e voi queste meraviglie, voi stendete gli olivi secolari per farci il capannone industriale o per farci appunto i pollai e le conigliere per i turisti della seconda, terza o quarta casa. Ma vi rendete conto di che cosa è stato combinato? Io so bene che qua c'è una pressione talmente forte che va dominata, ma va dominata appunto non allargando il turismo dei facoltari, ma cercando quel turismo di classe che può sopravvivere soltanto in un ambiente che in qualche modo ha ancora conservato il suo volto. Ed è proprio questo volto che voi state distruggendo. Voi state dilapidando la vostra fortuna. Guardate che non durerà mica lungo questa cosa qui. Guardate che se voi pensate che con il PAT voi aumenterete l'occupazione, guardate che voi vivete un sogno che si trasformerà in un incubo. Perché appunto chi vorrà venire qui quando non c'è più l'olivo? Chi vorrà venire qui quando non c'è più la vigna? Chi vorrà venire qui quando al posto di un'agricoltura e di una gastronomia favolose gli daranno semplicemente i surgelati del grande supermercato vicino alla sua conigliera da qui di ho l'impressione che i gardesani siano stati colti da una sorta di follia che qualche volta in certi loro amministratori confina con la stupidità di chi distrugge il suo patrimonio.